Benissimo Italia, allora l'armadio è super funzionante, guarda la modalità lavori in corso. Adesso attacchiamo, ti ricordi quella presa USB che avevamo messo vicino all'entrata? Ci colleghiamo ai cavetti della luce di lettura del lato passeggero, mentre per tutti gli hub e le cose io adesso smonto il cruscotto e li tiriamo fuori da qui. Probabilmente adesso vediamo l'alimentazione di una delle retrocamere, adesso vediamo cosa c'è sotto. Rismontiamo il pulmin, lo smontiamo per Benin. Rieccoci nella parte semi anteriore del pulmin, ossia l'entrata. Anzi Mirko sta collegando il cavo USB, poi mi diceva ci metterà una cosa per la protezione del calore perché passa sopra a un termo, quindi dopo vedremo si di passa cosa... vicino a un termo. Vediamo di cosa si tratta, cos'è sta roba, che siamo curiosi. Eccola qui, questa è la guaina anticalore. Ah, ma il filo va proprio inserito letteralmente? Esatto. Cioè è chiusa? E come facciamo? Cos'è? Vediamo come fa, perché scusa ma... Forbice. Faccio un po' rovinato, si vede che buttandola di qua, buttandola di là si è un po' rovinato. Ah, va dentro liscio? Sì, no. abbastanza. Non pensavo tipo si incastrasse. Invece, guarda che roba. Va, poi pazienza. Va. Ah, pensati. Questa evita che si scalda il filo, diciamo. Fa anche da antitaglio, però più che antitaglio questa è anticalore. Antitaglio è un'altra roba. Passante. E via. Non il passante da maestra, ma chi lo sa come si smonta sto qua. Questo. C'è una vitina piccola lì e il cacciavite a spruio. E vuole un petto, magari forse che femo. Ok. Ok, allora Mirko ci riassume che qua sotto c'è un bel cavo grosso, la lucetta c'è la strafina, ok, però la lucetta poi prende da uno grosso. Ah, eccolo. Allora, questi sono i cavi della tua lucina, questi sono i cavi originali di Polmin, è già una sezione buona, quindi allora noi possiamo collegarti la tua bella USB, vabbè il cavo io l'ho passato questo a casa e quindi siamo a posto. Uguale, stessa sezione, andiamo a collegarci per l'altra multipresa USB che devi mettere qui sul cruscotto. Va sotto però, ci arriviamo? Andava lì? Non ci puoi ne prendere dall'accendisigari? Lì ce n'è un'altra e ci attacchiamo all'accendisigari e tu sei a posto. Ce n'è solo una qua? No, quella che tu volevi mettere qua. Solo quella e basta? Quella la alimentiamo da qua. Ah ok, sì. Okay. La mia fedelissima lampadina che mi accompagna in ogni situazione, che tra l'altro era anche morta. Questa è la seconda perché ho fatto il reso ad Amazon e l'ho ricomprata, quindi questa è la seconda perché poletta quanto è durata? 3 anni, dai, 3 anni. Non ti mori, no singolo. No, non muoio, no. No, volevo dire che è bellissimo fare queste cose con gli amici, no? Solo che io comunque, per quanto bravo, gentile, paziente sia Mirko, continuo a non capirci niente. Questo perché, non so se l'ho mai detto nei video, io una volta, quando ero giovane, diciamo che lavoravo nei computer, avevo preso, a causa di un alimentatore difettoso, avevo preso la scossa, per carità, per fortuna c'è la salvavita, ma comunque mi ero preso una bella tega. Da quel momento il mio cervello, oltre ad essere schizzato per i fatti suoi, ok, il mio cervello inconsciamente si rifiuta di memorizzare le informazioni inerenti all'energia elettrica. Ad esempio, mio zio ormai mi ha spiegato 20 volte, e ti assicuro che non ho l'Alzheimer, come ad esempio far ponte da una batteria dell'auto all'altra, cioè l'ordine, la sequenza eccetera. Lui può ridirmelo altri 50.000 volte che io non me lo ricorderò, perché proprio il cervello non fa entrare sta roba, non fa entrare. Cosa devi fare, scintille? No, che guarda se si acceso. Ok, guardiamo in diretta Italia. No, ma partiva, no, anche se schiaccio, ma partiva da solo senza schiacciare. Non so se può essere utile, io lo dico da ignorante. Funziona che se tu giri lei crea dei contatti e si accende, non so se c'entra qualcosa. Adesso va Lucetta un attimo. La Lucetta va, eccola là. Ok, ho capito tutto. Mi no, tu hai capito tutto, mi non ho capito niente. Sposto a Lucetta, non posso fare altro. Oh, beep beep beep. Va bene, e ora? Cioè, in Veneto il file audio più scaricato è il censura beep. Cioè vedi proprio da YouTube, ci sono le statistiche proprio. Chi ha fatto l'impianto di Polmin, giustamente, non ha pensato secondo me non ha lavorato da elettrauto, ha pensato da elettricista. Che vuol dire che di solito la differenza qual è? Che l'elettricista lavora al contrario dell'elettrauto, nel senso
i colori che di solito un elettrauto capisce come positivo o negativo, per l'elettricista sono l'esatto contrario. Semplice. Adesso facciamo delle prove e vediamo se funziona tutto e dopodiché invertiamo quello che deve essere invertito, ok? A dopo ragazzi. Altro step successivo, adesso stiamo dando alimentazione all'hub USB, quello da 5 porte, sono 5 o di più? No, solo 5 porte questo, va bene, mi sono sufficienti. Questo aveva alimentazione tramite l'accendisigari che adesso Mirko sta smontando per vedere se c'era... No, 12. Normale, e attacchiamo questo hub direttamente al 12 volt. Questo hub dietro poi guarda ha anche un pulsantino di on off, quindi puoi disattivarlo completamente semplicemente schiacciando questo pulsantino. Questo è il modello successivo dell'hub che avevo su Scarosso. Quello di Scarosso era un po' più intelligente perché aveva anche il LED blu, cioè sapevi quando era acceso o spento, però va bene dai. No, mi correggo, c'è un micro LED blu qua. Adesso capiamo come mai però così non funziona. Vabbè, dammi un attimo la roba. Adesso che è scritto. Qua sotto? Ok. E mi scrive DC12. Io scrive? Non sai che no, io scrive. Vabbè. E ora mette da. Cosa sto? Andato. Bruciato. Sa brucia. Prova anche altro? Aspetta un attimo. Oh Italia, cioè non ho mai trovato così tanta roba difettosa su Amazon, porca miseria. Boh, quanto che non è andato. Troviamo l'altro adesso. Proprio. Ma cosa Allora, bruciato? questo bisogna metterlo da qualche parte per segnarlo come difettoso. Allora, Trovo mica ora da domenica fermo una carriera da reso. mamma mia. Ciao. Ma se è possibile? Sia. Guarda una sniffata. Ah, fa. Piacere. Tacca che è corrente. Vado? Ehi, Provo a accenderlo? prova. Va. Qua che è una puttana. Italia? Non lo so, aspetta che gli attacco anche questo. No, va. Sì, ma giusto per dare un fè carico. Eccolo là, funziona il telefono. Oh, veramente, abbiamo trovato un sacco di roba difettosa Non so. e che partendo, diciamo, dal presupposto che la roba funzionava, ovviamente non è che l'abbiamo provata, eccetera, eccetera, perché cioè, è nuova, e quindi ci ha fatto perdere un sacco di tempo, un disastro di tempo. Cioè tutto praticamente, porca miseria. Oggi è andata così, Mamma mia. domani non si sa. Speriamo di no. Ok ragazzi, per oggi basta, stoppiamo. Io intanto inizio un po' a chiudere, mi chiudo la lucetta eccetera, tranne qua perché il caro Mirko, trovane altri come Mirko, domani mi vuole fare l'aggiornamento all'impianto audio di Pullming, quindi facendogli delle modifiche alle casse anteriori per i bassi e montando due super tweeter qui nella parte alta. Non ho parole. Beh, poi io vedi continuo con la mia moda di mettere questa fascia protettiva su tutti i cavi. Dopo là sopra vedi ci ho già messo quel passacavi lì, l'ho attaccato col Bostik, aspettiamo domani che si asciuga, che così il cavo sta alto, non tocca assolutamente il termo e via. Cioè, denota che cablature, figata sto robo qua, ne ho preso non so quanti metri. E mo mi faccio anche tutta la cavetteria sotto al cruscotto di guida, sì, diciamo che se poi un giorno per caso devi metterci mano, devi ridisfare tutto è una cosa proprio da un secondo, rifarlo invece è una cosa molto dispendiosa. Per questo praticamente nessuno usa più questi tipi di fascettature. Una volta si usavano anche negli uffici, poi hanno inventato invece altri sistemi con delle specie di calze o piuttosto che li appendevano, li fascettavano alla vecchia maniera, però cioè, vuoi mettere, cioè, guarda, alla fine viene fuori un cavo unico, cioè su tutto, figata. Oh, guarda che sta venendo veramente un lavoretto fatto pulito. Adesso sto continuando. Sì, devi chiamare al pedavena. Oh Mirko, sai cosa dicono dopo? Anche il passaggio in macchina te che scrocchi. Ah sì. No, che ho scritto siamo adottati come fiore d'anima. Cari al signore. Qualcuno, no, non ho ben presente chi, ma qualcuno lo ha scritto. Ah, non mi ricordo. Sarà a Cinzia? Ne parlo sia che stattoso, sì. Che ha queste battute moderne e materne. E vabbè, dai, teniamo adottare, dai. Adotta un singolo. Adotta un singolo.it.
Esatto. Anti.rom, autosigalo.rom. Invece di aprire un mucchio da campi rom, fermo adotta un singolo.it. Punto rom. Punto rom. Sì, 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 sì. Ma punto rom sarebbe punto Romania. Che staria che vedo. Che sta. Comunque un fiato di cultura, qua siamo in zona del Canca Romain più o meno. No, Canca Romense. Vabbè, come provincia. Vabbè, ma come provincia dai, siamo là. Magari lo troviamo in bici adesso che fermo Maometto! No. L'utile! Esatto. Dopo basta, evitiamo perché sennò era un bip continuo. Esatto, perché proprio ti inciti proprio dicendo così. L'uomo si accende e basta non ti E via, te corre dritto con la cadena. Sì. Butta a portare la bicicletta in mezzo alla strada, via. te corre io. Fermate, cancaro! Mamma mia. Cioè, chi che ho visto sa cosa che siamo di parlare. Lei è un fiato tu che io conosco, sì. Beh, tu da Padova di sicuro. Chiaro. Quelli di sicuro io conosco tutti. Come noi altri conosciamo tipo Arlecchino e tu capisci quelli della banda del Carnevale Venezia e qua conosce il Canca Romain, insomma. Sì. È una roba tipica. Indeciso Mirko. Sì. Mentre a Singano la vita è facile, quando non c'è Alessia pizza con cipolla, punto. Ottima la pizza, pizza napoletana, sì. Ma imbriaga. No, perché? Ah, che bello Italia. E quando non c'è l'Alessia a Singano si pinza la pizza con la cipolla, sì. In più con cos'era il rosmarino là, cos'era Mirko che Salvia. la salvia, che Mirko non ha mangiato la salvia, male reato, con la salvietta tritata bella fina sopra, è la sua. Eccolo. Vai sigari!